Più innocuo di una rapina, più semplice di un'esplosione, più immediato di una clonazione. È il prelievo diretto dei contanti, l'ultima frontiera raggiunta dai predoni dei bancomat. Ladri che, utilizzando un arnese artigianale come questo, sono in grado di arraffare anche 1.500 o 2.000 euro al giorno, come i due romeni individuati dai carabinieri della stazione di Istrana, dipendente dalla compagnia di Castelfranco Veneto. Dopo mesi di indagini, i militari dell'Arma sono riusciti a scoprire il trucco escogitato dal trentenne Marius Dobre e dal suo complice in corso di identificazione, entrambi al momento irreperibili. I furfanti effettuavano un prelievo di 20 euro con una carta ricaricabile. Quando si apriva la fessura dell'erogatore, i malviventi ritiravano i soldi e infilavano nella fenditura una pinzetta, dopodiché se ne andavano. Nel momento in cui un correntista tentava successivamente di effettuare un prelievo, leggeva sul monitor che l'operazione era andata a buon fine, ma in realtà non riusciva a ottenere le banconote, catturate in effetti dalla trappola. Un marchingegno che in una sola giornata poteva essere utilizzato ripetutamente a Istrana, Castelfranco, Vedelago, Cittadella, Vicenza, riuscendo in questo modo a trattenere, ovvero a bloccare per ben 23 volte la richiesta di denaro da parte dei successivi ignari clienti. I delinquenti agivano soprattutto nel weekend, quando gli istituti di credito sono chiusi e per i clienti risulta più difficile segnalare la mancata erogazione del denaro. Si consiglia di non allontanarsi dallo sportello bancomat ed avvisare il personale della banca o noi carabinieri.